Buonasera, ben trovati per questa edizione del telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Pestato brutalmente con un tirapugni da una baby gang a Catania, un 14enne adesso rischia di perdere un occhio, tutto davanti all'indifferenza generale di piazza Stesicoro. Il padre al nostro TG lo hanno colpito senza motivo. Ancora violenza, questa volta domestica, insulta e picchia il figlio con un cucchiaio di legno. Il bimbo posta il video su TikTok per chiedere aiuto, ma il patrigno viene scarcerato. Per il GIP di Catania il video non basta. A San Cristoforo la rabbia degli abitanti è tanta e le parole sono pesanti, le sentirete. Palermo, polveriera Zen, altra operazione di carabinieri e polizia, oltre 100 uomini hanno cinturato il quartiere, trovate 5 pistole e munizioni per Kalashnikov, rafforzati i controlli vicino alla chiesa presa di Mira in questi ultimi giorni. Volevano vendicare il figlio di un boss del clan di Paternò, 5 arresti per tentato omicidio, detenzione e porto abusivo di armi, reati aggravati dal metodo mafioso. Avevano fatto irruzione in una officina armati di pistole e mazza. San Merillo, ostaggio del degrado e dell'inciviltà, lo storico quartiere catanese tra montagne di spazzatura, prostituzione e spaccio di droga. Esasperati i residenti, passa il tempo ma non cambia nulla. Il TAR boccia il ricorso contro il piano regionale dei rifiuti, il governatore Schifani esulta, è la prima decisione che ci dà ragione. L'omaggio a Giuseppe Fava, 42 anni fa la mafia uccideva il giornalista catanese, oggi il ricordo della verità e del rigore etico, la cerimonia a pochi passi dal Teatro Stabile di Catania. Calcio, amarezza e rabbia in casa Catania dopo il pari di ieri contro il Foggia. Da domani la squadra inizierà a pensare alla sfida casalinga con la Cavese. Sempre in Serie C, Siracusa e Trapani, protagoniste di 2 vittorie di grande importanza che hanno dato un nuovo entusiasmo alle squadre di Turati e Aronica. Bentrovati in apertura, vi raccontiamo l'ennesimo episodio di violenza e di baby gang a Catania. Una baby gang infatti ha preso di mira un 14enne e lo ha ferito gravemente colpendolo con un tirapugni. Il tutto è avvenuto nel pieno centro storico di Catania, in piazza Stesicoro, e noi abbiamo raccolto lo sfogo del padre che al nostro microfono dice: mio figlio adesso rischia di perdere l'occhio ed è stato aggredito con un tirapugni senza alcun motivo. Tonino De Mano. Ha 3 buchi nella retina e c'è la possibilità che possa perdere l'occhio. È stato colpito con un tirapugni da 11 ragazzi, sono arrabbiatissimo. È ancora scosso, preoccupato ed arrabbiato il padre del 14enne aggredito senza motivo da una baby gang in piazza Stesicoro, nel cuore di Catania. Il ragazzino ha una sola colpa: essersi trovato nel posto sbagliato e nel momento sbagliato. È qui che una tranquilla serata si è trasformata in incubo per il ragazzino e per la sua famiglia. Dopo lo sfogo sui social, il padre non le manda a dire. Mio figlio si stava incontrando era con un suo compagno di squadra, lui gioca a calcio, e si stava incontrando con gli altri ragazzi del Real Catania e non ha fatto a tempo perché erano 2, li hanno presi, li hanno circondati e questo ragazzo con un tirapugni da dietro, mentre mio figlio non vedeva, gli ha preso l'occhio, l'ha preso in pieno da dietro nell'occhio e l'ha massacrato. Ha molte contusioni anche nella schiena perché lui si è abbassato, è stato colpito con calci, pugni, di tutti. Guardi, non mi faccia ripetere la scena perché sinceramente provo angoscia, rabbia, ira, tutto ciò che si possa provare in una situazione del genere. E si punta il dito contro l'omertà. Quello che mi fa stare ancora più male è l'indifferenza delle persone che passavano intorno e facevano finta di nulla, quindi allargavano il raggio di camminata per non passare vicino alla rissa. Gli autori della vile aggressione, tutti minorenni, sono stati identificati dalla polizia.
Torniamo adesso ad occuparci della storia del bambino catanese picchiato violentemente e umiliato dal patrigno in un video che ha creato sconcerto e indignazione, perché l'uomo adesso è stato scarcerato dopo meno di 48 ore. A decidere il GIP di Catania, Luigi Barone. Oggi siamo andati a San Cristoforo, dove si è svolta la brutta vicenda. Nel quartiere c'è tanta rabbia e a esprimerla sono soprattutto le donne del quartiere che ha incontrato Emanuela Corsi. Sentite cosa hanno detto. Sono schifata. Ammazzassi io, mi fosse già seccare e ammazzassi io. A San Cristoforo non si parla d'altro questa mattina dopo la diffusione di un video dove un bimbo di 10 anni viene picchiato dal patrigno con un cucchiaio di legno mentre la madre assiste impassibile alla scena. 2 minuti tra insulti e violenze fisiche e psicologiche che hanno fatto montare l'indignazione soprattutto tra le donne. Questo bambino andava a scuola con i miei figli, le sorelle vanno a scuola con i miei figli. Ma è una mamma per bene, io i miei figli, non li voglio toccare, i miei figli. E poi chissà perché i vicini fanno mangiare così. Ma io sono veramente scioccata. E se io vi giuro sui miei figli, se la vedrei per strada, io ammazzassi già. Per farci fuori che Ducaida ci fece pure al suo figlio, a due vecchio di me, perché per me è un orco, un cesso, proprio una merda, perché manco mascolo, perché il mascolo ne fa queste cose. Qui nel quartiere nessuno si era accorto di nulla, come ci dice un uomo della zona. Non si sentivano voci, non si sentivano urla, non si sentiva niente. E se sapevate qualche cosa cosa avreste fatto? Non si arrivava a questo punto. Perché? Perché si fermava, non si andava avanti. Per la mentalità e per le cose giuste. Per la mentalità e per le cose giuste. Perché sta facendo un gesto su un bambino. I bambini non si toccano. È normale, non si tocca. Ma quel che è peggio è che l'uomo, l'orco come lo definiscono in tanti, ripreso nel video finito su TikTok, dopo meno di 48 ore è stato scarcerato. Per il GIP del Tribunale di Catania Luigi Barone l'accusa di maltrattamento aggravato non sarebbe supportata da indizi che ne certifichino la gravità. Il giudice per le indagini preliminari non ha neppure convalidato il fermo, ritenendo insussistente il pericolo di fuga visto che l'uomo si è presentato da solo alla polizia. Contro il provvedimento la procura presenterà ricorso al Tribunale del riesame. Intanto il piccolo e le 3 sorelline sono state affidate temporaneamente ai nonni materni. La madre ha il divieto di vederlo. Andiamo allo Zen, alla polveriera Zen, altre 5 pistole sequestrate, controlli e rinvenute anche munizioni per Kalashnikov. Il risultato di un'altra operazione di carabinieri e polizia. Oltre 100 uomini hanno cinturato il quartiere. Marco Gullà. Ancora armi e munizioni sequestrate allo Zen di Palermo. I carabinieri e la polizia nel corso di operazioni differenti hanno sequestrato ben 5 pistole. Una in via Gesia di Siracusa, allo Zen 2. L'arma era nascosta in una cavità ricavata nel sottoscala di un padiglione ed è stata individuata grazie al fiuto di un cane addestrato alla ricerca di esplosivi. La polizia invece questa mattina ha assediato il quartiere con l'impiego di oltre 100 uomini. Sequestrate 4 pistole, 3 sono state rinvenute in uno scantinato di un edificio limitrofo alla chiesa di San Filippo Neri, presa di mira negli ultimi giorni. In un altro scantinato del quartiere, precisamente in via Pensabene, è stata rinvenuta invece una cassaforte murata al pavimento, all'interno della quale era custodita un'altra pistola semiautomatica con delle munizioni. Ingente il numero di munizioni rinvenute, che ammontano a circa 1550 pezzi, tra cui munizionamento per Kalashnikov e per calibro. Armi e Zen, un connubio sempre più frequente nel quartiere palermitano. Dai video che spopolano sui social con ragazzini che impugnano armi e sparano in aria ai colpi di pistole e fucili contro la chiesa del quartiere. In questo momento lo Zen è una polveriera e proprio per questo la prefettura di Palermo ha disposto il rafforzamento delle misure di sorveglianza per la chiesa di San Filippo Neri. Domani arriverà allo Zen l'arcivescovo Corrado Lorefice per celebrare la messa delle 18. Un'ora prima si terrà un sit-in organizzato dalla gente del quartiere, stanca dei continui episodi che legano lo Zen alla cronaca. Intanto anche il presidente della regione Schifani ha fatto sentire la sua presenza nel quartiere, ha incontrato il parroco dello Zen, il governatore ha annunciato un tavolo tecnico e una visita all'associazione dei carabinieri, finanzieremo la videosorveglianza, ha detto. La cronaca del nostro telegiornale intanto continua con altri casi di violenza e risse ad Alcamo. 2 persone sono state arrestate ai domiciliari e 2 con obbligo di dimora a 2 mesi di distanza dalla rissa violenta, lo vedete nelle immagini, che ha visto finire in ospedale un ragazzo di 23 anni, anche in questo caso pestato dal branco.
Una plateale ritorsione dopo il ferimento del figlio di un boss. 5 arresti a Paternò. Orazio Longo. Le indagini si sono basate sulle intercettazioni delle conversazioni e sulle immagini di sorveglianza. Questo è il video dove si vede avvicinarsi ed entrare in un'officina meccanica un gruppo di persone che poi subito ne esce fuori velocemente. I carabinieri di Paternò, su disposizione della procura e su richiesta della DDA, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Catania nei confronti di 5 indagati. Il fatto contestato orbiterebbe nell'ambito del clan Assinnata. Secondo la ricostruzione operata dagli inquirenti, vi sarebbero stati propositi di vendetta nei confronti di un uomo, Alberto Forte, in seguito al ferimento avvenuto il 30 agosto e apparentemente scaturito da futili motivi di Michele Gabriele Giacoponnello, che sarebbe figlio di un personaggio di spicco dell'associazione mafiosa legata al clan Santa Paolo Ercolano. Il comando, armato di una pistola e di una mazza, sarebbe stato composto da 5 persone che, come violenta e plateale reazione, si sarebbe recato presso l'officina meccanica e avrebbe esploso 3 colpi. Della cosa lo stesso Forte avrebbe parlato telefonicamente con un familiare, riferendo di essere stato colpito e di essere riuscito a difendersi, avendo a quel punto risposto al fuoco con la propria pistola. Il fatto, seppur non denunciato dalla vittima, veniva riscontrato tramite il referto medico dell'ospedale Cannizzaro, dove la vittima stessa si era recata, dichiarando falsamente di avere patito un sinistro stradale. Dall'analisi delle comunicazioni registrate, gli inquirenti avrebbero appreso dell'esistenza di un sistema di videosorveglianza installato presso l'officina, teatro dell'attentato. A San Berillo lo sfregio continua, nonostante proclami e progetti di rilancio. Lo storico quartiere catanese rimane ostaggio dell'illegalità, tra montagne di spazzatura, prostituzione e spaccio di droga. Esasperati i residenti, passa il tempo ma non cambia nulla, li ha incontrati Tonino De Mana. Montagne di spazzatura in strada e dentro case fatiscenti ed abbandonate, a volte senza un tetto, crollato, chissà quando. Nonostante proclami, progetti di riqualificazione e cantieri aperti, San Berillo continua ad essere una ferita aperta nel cuore di Catania. Via Garro è l'immagine simbolo del degrado, con la strada tagliata in 2 da un impressionante accumulo di spazzatura che non consente neanche il passaggio dei pedoni. Rifiuti di ogni tipo depositati, ammassati e bruciati, che ammorbano l'aria e che si mischiano all'odore di urine e marijuana, perché da queste parti lo spaccio è H24. Esasperati, indignati e rassegnati alcuni dei residenti che incontriamo tra le vie Pistone e delle Finanze. Se lei vede anche, guarda che cosa c'è lì sotto. Io da 47 anni che abito qua e invece di vedere miglioramenti vedo peggioramenti. Abbiamo visto delle abitazioni completamente disabitate che servono per accumulare rifiuti. Spazzatura, rifiuti, cose rubate, motorini, di tutto e di più. I turisti fotografano, poi quando si mettono lì dentro gli extracomunitari cercano di vendere la droga oppure li toccano e quant'altro, la gente scappa. Signor Sindaco, questa zona è la più bella zona di Catania, cerchiamola di farla rivivere come era una volta, senza prostitute, punto. Negli ultimi mesi, per onor di cronaca, diverse sono state le operazioni di polizia per contrastare prostituzione e spaccio di droga, ma non appena sirene lampeggianti si allontanano, tutto torna come prima, ed anche peggio di prima. Andiamo sull'Etna adesso, dove continua l'attività effusiva nella Valle del Bove. I flussi lavici si sono affiancati e sovrapposti con i fronti avanzati scesi fino a quota 1360 metri. Secondo l'INGV il tremore vulcanico, dopo un breve aumento, è tornato su valori bassi e non si registrano deformazioni del suolo. L'allerta per l'aviazione resta arancione, ma l'aeroporto di Catania è operativo. Nel primo pomeriggio intanto è stata registrata anche una scossa di terremoto di magnitudo 2,8 senza danni a nord dei Monti Centenari, sempre nella stessa zona di Milo. Il TAR ha dichiarato inammissibile uno dei ricorsi presentati contro il piano rifiuti della Regione Siciliana. È il primo successo davanti al Tribunale amministrativo del percorso, che prevede anche i termovalorizzatori, come ci racconta Manlio Viola. Prima vittoria in tribunale per il piano rifiuti della regione siciliana. Il TAR Sicilia, riunito a Palermo, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla GESAC SRL, la società della famiglia Leonardi di Lentini, che attualmente si trova in amministrazione giudiziaria. La GESAC aveva chiesto l'annullamento dell'ordinanza del commissario straordinario per i rifiuti in Sicilia, che è il presidente Renato Schifani. Lo aveva fatto ricorrendo contro il Consiglio dei Ministri, il Ministero, la Presidenza della Regione e gli assessorati al territorio e ambiente, oltre
SEC, l'ufficio del commissario, e a Energia e Rifiuti, ma senza avere prima chiesto l'autorizzazione al Tribunale di Catania, sotto la cui tutela la società si trova, perché proprio in amministrazione giudiziaria. Questo invalida l'atto di ricorso. Esulta il presidente della regione, che si dice convinto che saranno dello stesso tenore anche le sentenze sugli altri ricorsi pendenti. Si va avanti nella realizzazione dei termovalorizzatori, dice il governatore, nell'interesse della collettività. Appena qualche giorno fa, nella conferenza di fine anno, Schifani aveva presentato il rendering dei progetti per far vedere come saranno i due impianti che verranno costruiti a Palermo e Catania. Entro febbraio dovrebbero essere consegnati i progetti definitivi con gli studi di fattibilità e si potrà avviare la gara per i lavori veri e propri, che si punta a far partire entro l'anno. Mangiano ostriche in un locale a Canicattì, 11 intossicati, un 57enne è finito anche in rianimazione e in prognosi riservata in condizioni gravi ma stabili. Il sospetto principale è che possa trattarsi di una rara e pericolosa intossicazione provocata dalle tossine del batterio cosiddetto botulino. 4 ricoverati al barone Lombardo. Indaga la procura di Agrigento, inviati i prelievi all'istituto Spallanzani di Roma. Facciamo un piccolo passo indietro prima di andare avanti con il TG, perché è appena uscita una notizia che riguarda appunto l'Etna. Il prefetto di Catania, Pietro Signoriello, ha raccomandato misure di sicurezza più decise sull'Etna, anche con l'uso dei droni, per rafforzare le misure previste di gestione alle eventuali situazioni di rischio sull'Etna dopo la segnalazione di episodi di avvicinamento al fronte lavico nella zona interessata dalle attività effusive da parte di persone non autorizzate, in ogni caso a distanza troppo prossime dalla eruzione. Il 2026 della sanità siciliana si apre con un richiamo del Presidente della Regione nei confronti del manager di uno dei maggiori ospedali della città di Palermo, appreso di lunghe code e attese ritenute inaccettabili al pronto soccorso di Villa Sofia. Schifani ha chiamato appunto a rapporto il manager. Vediamo. Lunghe code e attese estenuanti per i pazienti del pronto soccorso di Villa Sofia, uno dei nosocomi dell'azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello, e il presidente della regione siciliana Renato Schifani non ci sta, così convoca con urgenza a Palazzo d'Orléans il manager dell'azienda Alessandro Mazzara, che da febbraio dello scorso anno ha preso il posto di Roberto Colletti. Schifani avrebbe chiesto al manager un rigorosissimo report sulla situazione attuale e sui motivi che hanno portato a questi disagi, se non si tratta di veri e propri disservizi. Fonti di Palazzo parlano di un presidente della regione determinato che si sarebbe riservato l'avvio di atti ispettivi se ritenuti necessari e di conseguenti provvedimenti ove se ne ravvisassero le condizioni e l'esigenza. Un metodo, quello della convocazione del manager per acquisire notizie dirette, spesso usato anche in passato dal presidente Schifani, che ha affrontato così vicende e ritardi di disservizi. La convocazione di Mazzara comunque potrebbe essere solo la prima di una serie di verifiche e l'avvio di una stagione di controlli delle attività dei manager della sanità, a partire proprio dai tempi di attesa e di intervento nei pronto soccorso. Controlli che si uniranno a quelli sullo stato dell'arte nel percorso di abbattimento delle liste d'attesa che procede a macchia di leopardo. Le verifiche sull'operato dei manager erano state uno dei temi trattati in occasione del bilancio di 3 anni di giunta Schifani alla fine di dicembre. Lo stato di salute della sanità, inoltre, è al centro di uno dei referti della Corte dei Conti della Sicilia degli ultimi mesi. Adesso il ricordo di Giuseppe Fava, il giornalista ucciso dalla mafia 42 anni fa. Tanti giovani oggi a Catania per affermare i valori di legalità. Adelaide Barbagallo. A Catania, nella via che adesso porta il suo nome, un mazzo di fiori lì dove è stato ucciso e la targa che ricorda il delitto di mafia. 42 anni fa il giornalista, scrittore e drammaturgo Giuseppe Fava, un uomo che con lucidità e coraggio denunciava un sistema di potere fatto di corruzione e malaffare, una mafia pervasiva alla quale dava fastidio, veniva ucciso da uomini di Cosa Nostra. Se gli esecutori materiali si conoscono, sono i mandanti occulti che restano in ombra. Fava ha lasciato un segno, però, che non muore. 42 anni fa aspettava la nipote Francesca che uscisse al teatro ed oggi, come ogni 5 gennaio, c'è anche lei a ricordare il nonno. Sì, per noi è importante che ci siano i giovani, che ci siano tutte quelle persone che non c'erano nel 1984, perché conoscere la storia di Giuseppe Fava vuol dire conoscere questa città e quindi riuscire a prendere una posizione concreta e portare avanti le sue battaglie. C'è lo striscione dei siciliani giovani e ci sono i ragazzi di Musica Insieme a Librino.
E in questo freddo pomeriggio d'inverno c'è anche Claudio Fava. Tanti momenti in questi anni per ricordare il padre, quasi una liturgia che sembra appassionarlo sempre meno, in una Sicilia che non si è mai affrancata dalla mafia. Qui tanti giovani, è un motivo di speranza? Pensare che molti di loro non erano nemmeno nati è una certezza più che una speranza, vuol dire che le cose lasciano tracce e su quelle tracce nascono altre cose felici, positive. È un po' meno, diciamo, è un pensiero meno lieto vedere che non ci sono i nostri coetanei, quelli che 42 anni fa sapevano che cosa fosse questa città e che cosa stesse accadendo. A deporre un mazzo di fiori l'assessore comunale ai beni confiscati alla mafia Viviana Lombardo. Il 5 gennaio è occasione anche per ricordare l'attivista e giornalista Peppino Impastato, anche lui ucciso dalla mafia. A ricordare il suo sacrificio c'è la nipote Luisa. Sono due storie che in realtà si incontrano non solo in questa data, la data di nascita, la data dell'assassinio di Giuseppe Fava, ma nelle intenzioni, nell'attività giornalistica, nella voglia di cambiare il mondo. Tutti ostinatamente in via Fava per non dimenticare e dire no alla mafia. È morta Anna Falcone, la sorella maggiore del giudice Giovanni Falcone ucciso nella strage di Capaci. Aveva 95 anni, con la sorella Maria aveva contribuito alla creazione della fondazione intitolata al magistrato. Con il suo carattere riservato aveva scelto di manifestare il suo impegno antimafia incontrando gli studenti delle scuole. A proposito di scuole, sono finite le vacanze e si torna alla routine. Sono soprattutto studenti fuori sede, i passeggeri del Sicilia Express, il treno pensato dalla Regione per sfidare il caro voli che ha permesso di trascorrere le festività in famiglia in Sicilia spendendo meno di 30 euro, ovviamente a chi è fuori sede. Nel primo pomeriggio la partenza da Palermo e Siracusa. Sentiamo Francesco Loi. Si torna pronti allo studio. Siete pronti ad affrontare questo viaggio di ritorno? No, un po' in ansia, diciamo, è la prima volta che prendiamo un treno con una tratta così lunga. C'è chi sale a bordo per la prima volta e chi invece ormai è un veterano. Dopo le vacanze suona la campanella della routine. Alla partenza da Siracusa troviamo soprattutto studenti. Sì, finalmente si deve tornare allo studio e alle responsabilità. Quindi vacanze finite? Purtroppo sì. Così tutti sul Sicilia Express, il treno speciale organizzato dalla Regione con il gruppo Ferrovie dello Stato. Alle 15:15 si parte da Palermo, 5 minuti dopo da Siracusa, per poi unire i due convogli a Messina, direzione nord. Sono una studentessa fuori sede e ho deciso di cogliere questa iniziativa. Questa è la prima volta però che lo prendo, non l'ho potuto prendere anche per l'andata, però spero di poterlo prendere anche in futuro. Chi scende a Torino affronta quasi un giorno di viaggio. A bordo nascono nuove amicizie. Tra una lettura e qualche battuta il tempo passa, sì, però c'è chi preferirebbe un Sicilia Express versione aereo. Lo chiedo anch'io, dato che per scendere ho fatto Torino-Milano, Milano-Varsavia, Varsavia-Catania. Sarebbe sicuramente meglio. Sarebbe anche interessante, i bassi costi anche in aereo sarebbe anche meno stressante per il viaggio, 20 ore sono comunque belle pesanti. Intanto sabato prossimo partirà il secondo treno, sempre verso il nord. Prima una piccola pausa adesso, torniamo tra poco con lo sport. Ritorniamo in studio con lo sport. Il calcio, delusione in casa Catania per il pari di ieri a Foggia sul mercato, attesi altri colpi dopo l'arrivo di Bruzzaniti. Marco Carli. Il ritmo che si abbassa, le scelte negli ultimi 16 metri, lanci lunghi e cross di troppo. A Foggia va in scena un film già visto in trasferta, compreso l'approccio positivo diventato patrimonio della squadra. Un approccio poco produttivo però, perché di tiri in porta veramente pericolosi non se ne vedono. E allora il Foggia prende coraggio e combatte. Toscano analizza. Quando noi giochiamo con due trequartisti e non con Lunetta o con un altro attaccante che sa riempire l'area, non è l'impressione, non la riempi. Sto cercando di stimolare sia D'Ausilio sia Jimenez di riempire l'area, perché a rimorchio ci possono arrivare anche i centrocampisti o i quinti. Poi c'è la regola non scritta del calcio. Di Gennaro non segna di testa il gol del vantaggio. E dall'altra parte invece ecco la gran rete di Bevilacqua, al volo,
volo sotto la traversa. Gol sbagliato, gol subito, quasi una conseguenza, così com'è conseguenziale l'innesto di Rolfini che ha lo spunto vincente. Non è fortunato perché avrebbe meritato il gol, invece ci pensa Jimenez a causare l'autorete di Buttaro. Adesso torna protagonista il mercato, dopo Bruzzaniti in tribuna a Foggia che comincerà in settimana ad allenarsi con la squadra, obiettivo centrocampista. Si dialoga con l'Atalanta per Giabua, l'alternativa principale è Vallocchia. Fari puntati anche sul difensore, intanto Pastore parla così della questione Jimenez. Non ti dico che è una sensazione positiva perché vi ricordo quest'estate con Inglese come è finita, però Caleb vuole rimanere e noi lo vogliamo tenere, penso che già sia un punto di partenza importante. Oltre alle difficoltà societarie, Siracusa e Trapani hanno conquistato 2 vittorie di grande importanza che hanno dato un nuovo entusiasmo alle squadre di Turati e Aronica. Francesco Triolo. 2 vittorie fondamentali per aspetti diversi, ma fondamentali sia per il Siracusa che per il Trapani. Gli azzurri hanno spazzato via una delle regine del campionato, la Salernitana, in un momento complicatissimo per il futuro societario. Un avvio determinato con il gol di Di Paolo dopo un minuto ed una pressione costante da parte degli uomini turati che nel finale del primo tempo hanno raddoppiato con Contini e poi sono stati anche lucidi nella ripresa, nel gestire il ritorno della Salernitana, trovando il 3-1 nel momento migliore dei Granata. Sono 3 punti che fanno uscire per il momento il Siracusa anche dalla zona play-out e il direttore sportivo Laneri rilancia sul mercato. Sono andati in via e andranno via diversi elementi, ne arriveranno altri, ha precisato. Successo fondamentale anche del Trapani che ha battuto il Casarana al provinciale con un gol dell'ultimo arrivato, il rumeno Stauciuk. 3 punti arrivati in un clima di grande contestazione nei confronti della proprietà e al termine di una partita dove i Granata hanno fallito diverse occasioni prima di arrivare al vantaggio. È una bella iniezione di fiducia per la squadra, come ha detto anche l'allenatore Totò Aronica, che sul mercato ha visto partire gente come Ciotti, Carriero, Negro e presto anche Canotto. Ancora una pausa, di nuovo tra poco qui. Ritorniamo in studio. Prima di chiudere ancora una notizia, perché dopo aver scontato 10 anni di carcere per associazione mafiosa, 3 anni fa aveva chiesto l'assegno sociale ma l'INPS glielo aveva negato. Adesso adesso l'INPS è stato condannato per aver negato quell'assegno sociale. Per il giudice di Palermo infatti fu applicata una norma che non poteva essere retroattiva. Questa era l'ultima notizia dunque. Per questa edizione è tutto da parte mia e dei tecnici della regia. Un ringraziamento per essere stati con noi e un buon proseguimento di serata. Arrivederci.